E noi siamo sempre in diretta da Ollolai per la 16ª edizione del Palio degli Asinelli. Di Liriana hanno fatto scaldare a ritmo di ballo la piazza Marconi, ma la seconda batteria è già pronta. I fantini e i loro asinelli sono già in pista. Tore Budroni adesso mi raggiunge perché attraverso la sua voce ancora una volta potremo andare a scoprire chi sono i fantini e gli asinelli che correranno in pista. La prima batteria è stata vinta dall'ospite Francesco Ferrari a Quercette, conosciuto come il campione. E adesso invece chi abbiamo? Dunque adesso col numero 7 meno male, la prima amazzone, penso anche l'unica della serata, Veronica Castelli per la scuderia Manconi di Orani, con il numero 5 Marlon Brando, Giuseppe Chessa, sempre Manconi Orani, con il numero 3 Pomello, Maurizio Ruggiu, sempre Manconi Orani, con il numero 12 Brontolo, Giuseppe Talana per la scuderia Mula di Orune, con il numero 8 Ciuccino, Costantino Salaris per la scuderia Salaris di Sedilo, e chiude il campo dei partenti con il numero 10 Achille, Giovannino Coll per la scuderia Vargiolu. Anche qui 4 i passaggi da effettuare. Al quarto passaggio i primi 2 classificati andranno ad unirsi ai già qualificati della prima batteria, Caronte e Acciaio. Quindi si va delineando lo schieramento poi per la finale. Sono 6 a contendersi il montepremi, a precedere quella che sarà poi la festa del paese con Subaru de Sovicinados. Quindi dentro meno male giubba rossa per Veronica Castelli, Marlon Brando con la giubba verde per Giuseppe Chessa, Pomello, la giubba celeste di Maurizio Ruggiu, Brontolo, Giuseppe Talana con la giubba gialla, Ciuccino la giubba arancione di Costantino Salaris e Achille la giubba che dovrebbe essere blu ma in realtà è azzurra col numero 10 per Giovannino Coll. Quindi si procede con l'allineamento. Mossiere inizia a occuparsi di far sollevare il canape e di allineare i 6 che si contenderanno i 2 posti per la finale. Meno male Marlon Brando, Pomello, Brontolo, Ciuccino e Achille. Ricordiamo, ai fantini saranno 4 i passaggi da effettuare davanti all'arrivo, 3 giri più il pezzo della partenza per i 6 concorrenti della seconda batteria. Laboriose le operazioni di allineamento. Partita anche la seconda batteria, dove scattano i 2 azzurri e il numero 10 Achille a prendere il comando delle operazioni. Achille che allunga subito nei confronti di Pomello, Pomello che ha nelle vicinanze Brontolo a tallonarlo da vicino, intanto perde l'equilibrio e allunga il battistrada. Battistrada Achille che conduce nei confronti di Brontolo che mantiene la seconda posizione, Achille che conduce facile nei confronti del numero 5 Marlon Brando, Achille Marlon Brando che cerca di ridurre il gap. Asini che si preparano al terzo passaggio con il battistrada Achille nettamente al comando. Achille che inizia il giro conclusivo nei confronti di Marlon Brando, avvicinato da Brontolo. Facile la galoppata del battistrada Achille che inizia la piegata che mette in retta, ultima curva per Achille che ha un leggero tentennamento ma mantiene facile il comando delle operazioni. Achille che viene a vincere con Giovannino Coll al secondo posto, il numero 5 Marlon Brando con Giuseppe Chessa. Quindi Achille e Marlon Brando gli altri 2 finalisti. Siamo a 4 e ora attendiamo l'ingresso in pista dei partecipanti alla terza batteria che concluderanno lo schieramento dei finalisti. E quindi si procede davvero bene, si procede con un ritmo spedito. La Proloco di Ollolai ha davvero messo in piedi un grande evento che si ripete per la 16ª edizione. La seconda batteria, caro Tore, quindi è stata vinta da Achille. Il numero 10 con Giovannino Coll. La scuderia Vargiolu, se non vado errando, tutto corretto. Invece per la prima batteria si era classificato al primo posto Francesco Ferrari, arriva da Quercetta. Abbiamo un'altra batteria, giusto Tore, per quanto riguarda il Palio degli Asinelli, un montepremi davvero ricco.
Sì, decisamente, infatti si daranno battaglia perché i due che hanno vinto le due batterie sono andati veramente forte, un po' di tentennamento, il partecipante alla seconda batteria che comunque ha vinto abbastanza agevolmente, ha avuto lì un intoppo lungo l'ultima curva, però è andato via nuovamente facile per vincere senza patemi. Adesso vediamo l'ingresso dei partecipanti alla terza batteria per concludere così il campo dei finalisti. In pista con il numero 31 Campioneddu Pierpaolo Puddu, con il numero 6 Bore Moreno Antonello Cossu, con il numero 15 Becchineddu Federico Vanzo, con il numero 17 Pegaso Valentino Bussu, con il numero 32 Indio Angelo Brau e con il numero 34 Serafino. Chiude il campo dei partenti con Thomas Bresciani a bordo. E quindi mentre noi ci prepariamo per la terza batteria del Palio degli Asinelli, scaldiamo ancora una volta il ritmo del ballo perché vogliamo davvero vedervi ballare. Lo spettacolo è anche tradizione, un percorso che vuole valorizzare la storia e la cultura della nostra isola. I Dilliriana li vedo già alle mie spalle pronti e quindi ancora musica qui in piazza a Ollollai.
su passato soy a pazzo, insegno de cordoglio, insegno de cordoglio, insegno de cordoglio e de dolo. Figlia mia, mi picca di pedazzo, come da poco non topino, come da poco non topino, ma come da poco non topino. mamma mia bastante, mamma mia bastante. Mamma mia bastante, vinas troppo, vinas troppa po' sufrido, vinas troppa po' sufri. Si no mi das el marido, deo mi gir con amante, deo mi gir con ama. Vizami te zenende, gidi geres koyua, gidi geres koyuare, gidi geres koyuare, gidi geres koyua. Uno tinda pa kirkare, noi non ti voto in testa.
tema in battuti chi sarà tu, in battuti chi sarà. Sonette Caruso, nel tema in battuti chi sarà tu, in battuti chi sarà. A chi era diventato, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta. Sonette, 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 sonette Caruso, sonette Caruso, in battuti chi sarà tu, in battuti chi sarà. A chi era diventato, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta, vedo un grande poeta. Ma sonette, sonette, sonette Caruso, Tutto pronto per la disputa della terza batteria che completerà lo schieramento dei finalisti con il numero 31 Campioneddu Pierpaolo Puddu, con il numero 6 Bore Moreno Antonello Cossu, con il numero 15 Becchineddu Federico Vanzo, con il numero 17 Pegaso Valentino Bussu, con il numero 32 Indio Angelo Brau e con il numero 34 Serafino Thomas Bresciani. Iniziate le operazioni al canape. Si procede ad issare il canape e quindi allineare i 6 da cui scaturiranno gli ultimi 2 finalisti. Anche qui 4 i passaggi all'arrivo, con i primi 2 a conquistare il diritto d'accesso alla finale. Pettorina rossa per Campioneddu Pierpaolo Puddu, gialla per Bore Moreno e Antonello Cossu, azzurra per Becchineddu e Federico Vanzo, verde per Pegaso e Valentino Busso, arancione per Indio e Angelo Brau e azzurra per Serafino e Thomas Bresciani, numero 34 dello schieramento. Batteria conclusiva prima della finale. Partita anche la terza e conclusiva batteria, si lotta per il comando a colpi di partenza richiamata, ripetiamo, partenza richiamata. La partenza è stata richiamata, quindi si procederà ad un nuovo allineamento e nuovo tentativo di partenza per questa terza batteria, prima partenza richiamata della serata, finora tutte regolari.
Si procederà quindi col nuovo allineamento e nuovo tentativo di partenza per questa terza e conclusiva batteria prima della finale e prima della disputa de Subaru de Vichinados, che concluderà questa serata di festa. Quindi nuovo allineamento, si procede nuovamente ad issare il canape, richiamati alla linea Campioneddu, Bore Moreno, Becchineddu, Pegaso, Indio e Serafino. In aperta lotta alla partenza, batteria che si preannuncia movimentata, questa terza e conclusiva che stabilirà il campo dei finalisti. In avvicinamento i 6 asinelli partiti, partenza finalmente valida, dove scatta il comando il numero 34 Serafino nei confronti di Bore Moreno. I due impiegano pochissimo a prendere il comando delle operazioni, imponendo la loro andatura con il battistrada Serafino, all'interno del quale viaggia Bore Moreno. I due vicini con gli altri staccati, Indio fra gli inseguitori, ma è facile la galoppata dei due che hanno già effettuato il secondo passaggio. Respinge gli attacchi Serafino da parte di Bore Moreno. I due comunque sempre vicini, ingaggiano lotta con Bore Moreno che prova a passare all'interno ma respinge gli attacchi Serafino. Inizia il giro conclusivo, richiamato alla frusta Serafino con Thomas Bresciani che mantiene 3 di vantaggio nei confronti di Bore Moreno. Gli altri ormai tagliati fuori dalla lotta. Allenta la presa anche Bore Moreno che lascia scappare via Serafino che si presenta in retta ed è facile vincitore con Thomas Bresciani, numero 34 dello schieramento, mentre arriva un doppiato. E adesso è il turno di Bore Moreno che conclude al secondo posto, numero 6 dello schieramento, con Antonello Cossu in sella. E anche la terza batteria è stata disputata, una grande attesa, adesso ci si prepara per la finale. Tore, appena un secondo raggiungimi, così elenchiamo i fantini che parteciperanno all'attesa finale. Francesco Ferrari sicuro, perché ha trionfato alla prima batteria. Valentino Bussu che si è qualificato secondo alla prima batteria, poi in seconda batteria Giovannino Collo che ha trionfato con Achille, al secondo posto Marlon Brando con Giuseppe Chessa, e poi nella conclusiva Thomas Bresciani che ha stravinto questa terza e conclusiva batteria nei confronti di Bore Moreno, che ha mollato gli ormeggi quando ormai si è reso conto che gli altri erano quasi tutti doppiati, che conclude al secondo posto. Tore, tu che sei un esperto, ovviamente navighi da anni in questo mondo, abbiamo visto una falsa partenza prima, ma quando viene richiamata la falsa partenza? Quando qualcuno dei concorrenti è girato oppure in posizione molto svantaggiosa, per cui si riprocede con un nuovo tentativo di partenza. Qua chiaramente non avendo a disposizione le gabbie, per cui quando le gabbie si aprono non hai problemi di falsa partenza, a meno che qualche gabbia spesso e volentieri capita che rimanga chiusa. A quel punto suona la sirena e immediatamente si procede a reinserire all'interno degli stalli i cavalli. In questo caso con la partenza a canape solitamente non si dà, ma quando proprio è palese la difficoltà di qualcuno, allora viene subito richiamata dal controstarter e i fantini si accorgono dalle segnalazioni del controstarter che la partenza è stata richiamata dallo starter. Grazie per questa spiegazione dettagliata. Pierpaolo Soro, presidente della Proloco, vieni qua perché voglio catturare in diretta anche il tuo entusiasmo. Devo dire che tutto procede bene, sono tantissime le persone che in questa serata sono venute qui a Ollolai per vivere non solo spettacolo, come diciamo sempre, tanto divertimento, agonismo e musica. Adesso va benissimo, procede tutto regolarmente. Adesso lasceremo riposare gli asinelli per condizione, anche quelli che hanno corso l'ultima batteria. Una mezz'oretta e partiremo con la finale.
Allora noi ci regaliamo ancora qualche ballo, però ci lasciamo per pochi secondi di pubblicità, va bene? Guardiamola insieme. Hai visto Tesolì, la bella vita? Ehi, da quando siamo con Energia risparmiamo Tesolì. E possiamo andare dove vogliamo. Ehi, dove vogliamo? Giriamo tutta la Sardegna. Tutto grazie a Energia che ci fa risparmiare. Eia, Energia, eia! Sempre Energia, sempre e comunque.
Dappama, Ciotti, mandami spiegare, Nino, mandami a tempo, Nino, mandami a tempo, Nino, mandami a tempo, ma istimma, mi distimmo, mamma, chi dappamare.
Baiano, baiano, ma baiano si non che ride, in pena il naufragare. Baiano si non che ride, si in pena il naufragare, in pena il naufragare. Inventami e polide, ma d'amore, 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 d'amore. Baiano, 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 baiano si non che ride, baiano si non che ride, in pena il naufragare, in pena il naufragare, in pena il naufragare, ma baiano si non che ride, in pena il naufragare. Si inventami e polide, ma s'amore, 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 ma s'amore, 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 lasciate stare. Sedicesima edizione del Palio degli Asinelli, tutto è pronto per la finale di queste batterie, tre batterie che si sono viste protagoniste in questa prima parte. Io aspetto Tore Budroni che ha carta e penna per registrare tutti i passaggi. Intanto qui è esploso davvero l'entusiasmo qua in piazza Marconi a Ollollai, i suoni della tradizione stanno accompagnando i balli. Ancora una volta si parla di una Proloco attiva, di una comunità attiva che porta avanti quello che è il grande evento dell'estate. Ci piace davvero parlare a lungo e sottolineare gli aspetti che riguardano questa comunità. Ollollai si impegna per portare avanti il Palio degli Asinelli, ma tante altre manifestazioni che ricadono durante tutto l'anno in questo centro, nel cuore della Barbagia. Un entusiasmo che si respira, un entusiasmo tastabile, un entusiasmo che è contagioso. Gli amici di Alba e poi gli amici che arrivano dal Veneto, Riese Pio X, Francesco Ferrari, hanno caratterizzato questa sedicesima edizione. Tra poco la finale e poi l'atteso Paludes Osvinados. Ancora una volta i rioni di Ollollai sono 5, si mettono in competizione tra di loro per portare nel rione su Palu il simbolo di vittoria. Tutto dovrebbe essere pronto per la finale. Tore, dobbiamo fare il piazzamento al canapo perché per la finale, Tore, giusto, c'è un piazzamento che va e viene sorteggiato. Siamo davvero tanti in piazza in questa bella serata. Possiamo già nominare i protagonisti della finale. Caronte, colore blu, Francesco Ferrari e il Fantino. E poi Acciaio. Di Acciaio ne abbiamo sentito più volte parlare, ha trionfato, inossidabile. Acciaio inossidabile prova ancora una volta a far parlare di sé in sella Valentino Bussu, il campione che davvero ha richiamato la cronaca diverse volte. A Camposano ha trionfato e tanti altri percorsi. E poi Achille con Giovannino Coll, Marlon Brandon con Giuseppe Chessa, Serafino Thomas Bresciani e Bore Moreno con Antonello Cossu. Anche Bore Moreno è un nome che ritorna. Sì, infatti è diversi anni che partecipa, adesso penso abbia già 7-8 anni probabilmente, perché ne ha già fatti parecchie edizioni. Tante edizioni. Siamo pronti, Tore? Ho visto che sei andato a verificare di persona la situazione. Sì, bisogna solo procedere al sorteggio perché pare che l'ultima, cioè la finale, si svolgerà col sorteggio di ingresso al canape, ci sarà poi uno di rincorsa che sarà quello che decide di fatto la partenza. Stanno preparando i bigliettini, li sorteggiamo qua, Pierpaolo, davanti alle nostre telecamere, quindi predisponete il tutto in modo tale che si possa avviare subito questo percorso. Mentre alle mie spalle scalda l'organetto un altro figlio di questa comunità, un altro protagonista dei suoni della tradizione. Riccardo, ben trovato, è un piacere ascoltarti suonare. Tante le manifestazioni che vedono protagonista il tuo organetto e poi il gruppo folk Balladores, quando indossano l'abito tradizionale, uno dei più belli dell'isola, è uno spettacolo che regala una cartolina di Sardegna. Procediamo con l'estrazione, Riccardo, e poi ovviamente spazio ai tuoi suoni. Tore,
Pierpaolo ha i bigliettini, chiudili bene Pierpaolo che non dobbiamo... Sono 6, scontiamo, aspetta. Sono 6, contali. 3, Qua. 4, 5, 6. Ok, mettili nelle mie mani. Tore, vai tu. No, non se la prendono con te. Andiamo a leggerli insieme. Al canape, quindi Tore, da quale parte si... Allora, in pratica si parte dalla parte interna alla parte esterna e l'ultimo estratto, o quello che rimane, è quello che poi sarà l'asino di rincorsa. E il primo estratto è? Acciaio, quindi avrà l'uno distaccato praticamente. Acciaio con Valentino Bussu. Tore, sempre a te il piacere di estrarre il prossimo. Sono le fasi della finale queste, stiamo andando ad estrazione per il posizionamento nel canape. Achille con Giovannino Coll, vai col terzo. Il terzo è Marlon Brandon con Giuseppe Chessa e poi procediamo ancora, ne mancano 3. Andiamo più veloci? Serafino con Thomas Bresciani, creiamo l'attesa noi, abbiamo tutti i tempi ben codificati. Bore Moreno, Antonello Cossu e l'ultimo lo apro io, è Caronte con Francesco Ferrari. Quindi Francesco Ferrari in quale posizione del canape si posiziona? È praticamente l'asino di rincorsa, quello che deciderà la partenza di questa finale. Perfetto, quindi possiamo aspettare che gli asinelli entrino nel percorso. Abbiamo il tempo di un passaggio musicale. Riccardo, quando si parla di Olollai si parla di Suballo Tundu e Indassa, quindi immagino che questo sia il ballo che tu ci proporrai. L'applauso per Riccardo Soro, figlio d'eccellenza di questa comunità.
Grazie Riccardo Soro, un vortice di ballo, la piazza Marconi, un entusiasmo contagioso, un grande successo per l'edizione 2017 del Palio degli Asinelli che giunge alla sua 16ª tappa, 16ª edizione. Ancora una volta una comunità che, come dicevamo prima, si è rimboccata le maniche per portare avanti il grande evento dell'estate in Barbagia. Giovanni De Melas, ti vedo già pronto alla tastiera, anche Silvano Fadda non vede l'ora di intrecciare ancora i suoni del suo organetto. Carlo Crisponi ovviamente ci raggiunge e gli asinelli devono fare il loro ingresso in pista perché siamo pronti per dare inizio alla tesa finale. Poi su Palo de Sosvinados 5 i rioni di Olollai che si mettono in competizione tra di loro. Oggi è stata una giornata davvero ricca, una giornata con tanti appuntamenti, la festa in ogni rione e ora ovviamente un entusiasmo che esplode qua in piazza Marconi. Gli asinelli ancora non sono entrati nel percorso, quindi Carlo Crisponi, a voi ancora una volta i passaggi in musica. Apriamo le danze con la musica della tradizione.
di stime pramodam. Colpa non di esami, colpa non di esami, colpa non di esami. Sto pregando notte tie, una mese te ne tanto, una mese te ne dam. Di stime pramodam, di stime pramodam, colpa non di esami. Francesco Ferrari, Valentino Bussu, Giovannino Coll, Giuseppe Chessa, Thomas Bresciani e Antonello Cossu sono i finalisti della 16ª edizione del Palio degli Asinelli qui a Ollollai. Dovrebbe essere tutto pronto, Tore Budroni, per l'ultima gara, per la finale inattesa ovviamente di Supaludes Svinados. Loro corrono in sella Caronte, Acciaio, Achille, Marlon Brandon, Serafino e Bore Moreno. Sì, poi dopo le estrazioni, quindi l'ordine d'ingresso sarà col numero 1, quindi allo steccato Acciaio, al numero 2 Achille, al numero 3 Marlon Brando, al numero 4 Serafino, al numero 5 Bore Moreno e esterno a tutti sarà Caronte col numero 28 ma numero 6 allo steccato. Per cui ricordiamo anche ai fantini partecipanti che ci sarà un giro in più da percorrere, per cui i passaggi non saranno 4 come in batteria ma bensì 5, quindi i primi 4 classificati andranno a moneta dopo il superamento del quinto passaggio al palo d'arrivo. Ripetiamo, ai fantini in pista saranno 5 i passaggi in finale e non 4 come in batteria. Quindi vengono ora richiamati, ricordiamo, il primo allo steccato sarà Acciaio, secondo a essere chiamato Achille, poi Marlon Brando, quarto ingresso per Serafino, al quinto Bore Moreno e al sesto Caronte, che sarà il più esterno, come percorso quindi per Caronte, numero 28 dello schieramento, con Francesco Ferrari in sella. Valentino Bussu sarà su Acciaio, numero 19 dello schieramento e 1 di steccato. Giovannino Coll su Achille, numero 20 e numero 2 allo steccato. Marlon Brando, numero 5, Giuseppe Chessa. E numero 3 allo steccato, giubba bianca per Thomas Bresciani, numero 34 dello schieramento su Serafino e numero 4 di ingresso all'allineamento, numero 6 di copertina Bore Moreno, ma numero 5 di ingresso al canape. A completare lo schieramento dei partenti Caronte, che farà ingresso in sesta ruota. Ricordiamo intanto che al vincitore andranno 2.500 euro, 800 euro per il secondo classificato, 400 per il terzo e 200 per il quarto, quindi saranno i primi 4 ad andare a moneta. Si procede ora con la chiamata, dopo che sarà issato il canape.
Primo a prendere posto Acciaio, giubba rossa di Valentino Bussu. Si procede ad issare il canape, quindi anche con le chiamate. Acciaio, primo a prendere posto. Pettorina rossa per Valentino Bussu, primo a essere chiamato all'allineamento. Si avvicina Bore Moreno, troppo vicino, col quinto posto allo steccato, deve sistemarsi Serafino al numero 4. Partenza richiamata, ripetiamo, partenza richiamata. Il canape è stato abbassato per questioni di sicurezza, partenza richiamata. Nuovo tentativo di allineamento. Si procede quindi con un nuovo tentativo di allineamento. Ricordiamo che vanno rispettate le posizioni al canape, quindi inutile infilarsi all'interno o all'esterno. Bisogna rispettare l'ordine di estrazione, quindi di ingresso, e procedere così con la partenza regolare di questa finale che vedrà i primi 4 classificati andare a moneta. Rimandati indietro, quindi nuovo tentativo. Manca lo spazio interno ad Acciaio. Partiti. Partenza regolare, ammucchiata generale subito dopo la partenza, dove scatta Achille che prende il comando delle operazioni. Achille nei confronti di Caronte, terza posizione si profila Serafino, asini che affrontano il secondo passaggio con Achille che mantiene il comando delle operazioni nei confronti di Caronte, terza posizione per Serafino, in quarta l'asino scosso seguito poi dalla giubba di Acciaio. Asini alla
piegata per il terzo passaggio dove Forza Caronte si porta al comando. Caronte è passato a condurre, terzo passaggio per Caronte in testa nei confronti di Achille, terza posizione per Serafino. Caronte che mantiene il comando delle operazioni quando inizia la piegata che mette in retta per il quarto passaggio, si presenta al comando mentre sta per doppiare un concorrente. Inizia il giro conclusivo con Caronte al comando, Caronte che conduce nei confronti di Serafino, terza posizione per Bore Moreno. Giro piegata finale per Caronte, Caronte che viene a vincere questa edizione del Palio con Francesco Ferrari. Al secondo posto risale Bore Moreno, secondo per Bore Moreno, terzo per Serafino e attendiamo anche il quarto al quarto posto dove conclude il numero 5 Marlon Brando. Quindi definite le prime quattro posizioni che hanno visto Caronte precedere Acciaio, Caronte precedere Bore Moreno che è risalito fino in seconda posizione, al terzo posto Serafino e al quarto Marlon Brando a completare lo schieramento dei quattro che andranno a moneta. E quindi vince e si classifica al primo posto di questa 16ª edizione del Palio degli Asinelli Caronte con Francesco Ferrari. Il fantino che arriva da Quercetta. A proposito del Montepremi, il primo classificato Francesco riceverà 2.500 euro, il secondo classificato 800 euro, il terzo classificato 500 euro e quest'anno anche il quarto classificato porterà a casa 200 euro. Adesso l'attesa disputa, l'attesa gara dei vicinati di Ollollai. Andremo a seguire questi momenti, indosseranno le casacche con colori diversi. Siamo già pronti, giusto, Tore, per poter elencare i nomi dei fantini, gli asinelli che saranno protagonisti per Supalude Sosvinados. Iniziamo con Sistradone. Stradone, l'asino e Pomello, avrà in sella Michele Cottu, poi Montricu, Caronte, avrà in sella Alessandro Daga, Sabadule, Sovrano Moreno, avrà in sella Antonio Bussu, Ferruzzone, Acciaio con Valentino Bussu e Laralai, Achille, Michele Columbu. E questi sono i protagonisti del Supalude Sosvinados qui a Ollollai. Il palio, la corsa che vede in competizione i rioni del paese. Noi siamo pronti per fare spazio nella pista e accogliere i prossimi protagonisti, però i di Liriana si posizionano perché dobbiamo intrecciare i suoni di un altro ballo. Nel mentre chiamo Pierpaolo Soro, il presidente della Proloco, gli chiedo di raggiungermi qua al centro del palco perché adesso voglio una sua testimonianza e voglio riprendere il filo di una scaletta che non esiste in occasione del Palio degli Asinelli di Ollollai, perché si procede a braccio, si va avanti sul filo dell'entusiasmo. Un grande successo, Pierpaolo, cosa puoi raccontare? Ottimo successo, regolarissime le batterie, bellissima la finale, ha vinto un componente che arriva dalla Toscana, un grande Francesco Ferrari, in bocca al lupo a tutti, auguri Francesco. Sono sicuro che Francesco parlerà davvero con grinta, con determinazione del Palio degli Asinelli di Ollollai in tutte quelle che sono le manifestazioni che lo vedono protagonista. Tra l'altro trionfa davvero in numerosi pali e il suo nome sta scavalcando quello che è un albo d'eccellenza. Adesso Pierpaolo, cosa succede? Siamo in attesa che i prossimi fantini disputino Supalude Sosvinados, ma ci lasciamo per 30 secondi di pubblicità.
Ti facciamo riposare. Ma questo non ti va bene? Allora cambiamo canale. Cosa vuoi? Puffi? Giuliano Marungiu? Allora mettiamo Giuliano Marungiu, dai. Desoli, ma lo sai che se porti due amiche a egli energia paga il canone per un anno? Egli energia. E noi siamo sempre in diretta da Ollolai per il Palio degli Asinelli. Pierpaolo, stiamo attendendo che si disputi su Paludesso Svinados, i rioni protagonisti in questo momento. Di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, anticipiamoli noi, l'associazione turistica Proloco, tutti i componenti che fanno parte appunto della Proloco di Ollolai, e poi chi vuoi ringraziare? Ringraziamo prima di tutto la Regione Autonoma della Sardegna che ci sostiene, il Comune di Ollolai, anzi se c'è invitiamo il Sindaco e il Vice Sindaco a raggiungerci sul palco per un saluto, tutti gli sponsor che sono tantissimi, senza un grande contributo economico una manifestazione del genere è impossibile farla, quindi ringraziamo tutti e tutti quelli che lavorano, che sono tantissimi in questi giorni, perché è un evento già molto grande per un paese piccolo. Un paese piccolo ma dove batte un grande cuore, un cuore che porta avanti le tradizioni della nostra isola, in questo caso le tradizioni locali, un passato ereditato che va trasmesso alle generazioni future con determinazione e soprattutto con tanto orgoglio, anche perché Pierpaolo, quando si parla spesso nella cronaca dei paesi del centro Sardegna ci si riferisce solo a spopolamento, crisi e tanti percorsi che non funzionano, invece no. Qua noi oggi vogliamo accendere i riflettori su una Sardegna che produce, su una comunità, su artigiani di eccellenza, e poi il grazie io lo vorrei dire a tutti voi che in questa serata siete venuti qua a Ollolai e avete preso parte a questo evento. È davvero importante avere una fotografia che racconta quello che è un successo, il successo della 16ª edizione del Palio degli Asinelli. Però visto che quando i suoni si intrecciano e la tradizione si fa avanti è subito festa e subito ballo, quindi io darei spazio ancora ai Dilliriana per la musica protagonista qua a Ollolai. Andate a ottinare,
tocea, e mi mori muzzera su manzano, una terra la giappone la giappo, una terra la giappone la giappo, una terra la giappa a parte se, pero si mori mamma resto orfano, e voto tu sa vida Marco se, poi ta mamma l'estimo e l'adoro, ma che matta tu sempre te sottoro.
so sarborezzi in flore, ma in te quelle superano, in so sarborezzi in flore, cazzate su malumore, balle me, balle me, balle me, balle, balle me, balle me, ma balle me, balle me, balle me, sposeranno. Grazie a Carlo Crisponi, Silvano Fadda, Giovanni De Melas, state in nostra compagnia, mica andiamo via, anche perché dobbiamo ballare ancora fino a tarda notte. Pierpaolo, ancora una volta a disposizione al canape, quindi andiamo con l'estrazione. Conta i bigliettini, mettili sulla mia mano, 1, 2, 3, 4 e 5, senza Tore Budroni, qua non si muove foglia, quindi Tore raggiungici, perché a te il piacere di estrarre il primo. Ricordiamo che il primo dove si dispone al canape? Allo staccato, praticamente il primo da cui poi partiranno gli altri verso l'esterno. E quindi una buona posizione. Assolutamente sì. E qual è il primo? Su Montriccu. Su Montriccu, prima posizione al canape. Tore, a te estrarre il secondo Orione. Sistradone. Sistradone, quindi è il secondo. Andiamo col terzo. Sappadule. Ancora due posizioni, altri due Rioni.
Ferruzones. Abbiamo Ferruzones e l'ultimo ovviamente lo leggo io, Laralai, quindi non si va lontano, questi sono i numeri. Pierpaolo, sai, quando fanno i grandi concerti gli artisti dicono da dove arrivate, da Cagliari, quelli urlano Cagliari, invece qua fateci sentire l'entusiasmo per esempio di Ferruzones e Laralai, Sistradone, quali ci mancano? Sumontricu e infine Sappadule. Beh, difficile dire come sia ripartito il pubblico in questo caso. Ci sono davvero tutti, la grande festa di comunità tra gli sponsor e i supporter di questa manifestazione. Ovviamente dobbiamo ringraziare anche il BIM Taloro. Il BIM Taloro, l'Unione Comuni Barbagia, sono tante le aziende pubbliche che ci hanno aiutato, quindi tutti ci hanno dato una mano per portare alla grande questo evento. Grazie a tutti di cuore. Un grazie di cuore da parte del presidente della Proloco di Ollollai. Qua in piazza sventolano già le bandiere dei rioni di Ollollai. Tore, i fantini sono già in pista, se non sbaglio. Ho visto la maglia nera e gialla, quindi Sistradone con Michele Cottu. Ferruzones è pronto con Valentino Bussu e il suo acciaio, e poi in pista chi c'è? Arancio e blu per Sappadule con Antonio Bussu, in sella Sovrano Moreno, e poi ancora andiamo a scoprire attraverso le immagini della regia di Davide Corona che stanno seguendo e non stanno perdendo nemmeno un dettaglio di questa grande manifestazione qui a Ollollai, nel cuore della Barbagia. Chi ci mancava, Tore? Manca Sumontrico e Laralai. Vi aspettiamo qua in pista perché è giunta l'ora, in questo caso, di correre e di disputare l'ambita finale su Paludes Osvinados. I rioni di Ollollai che si ritrovano in pista per dar spazio in questo caso alla competizione, all'agonismo, ma ovviamente si parla di un momento che si vive all'insegna dell'allegria, della spensieratezza. Era il 1970, quando per la prima volta qui a Ollollai veniva organizzato il Palio degli Asinelli. Da allora sono passati davvero tanti anni e quel evento che vedeva coinvolta soltanto la comunità di Ollollai si è allargato, ha allargato i confini, si è esteso e oggi è davvero diventato un grande evento per una comunità dove il cuore dell'ospitalità batte davvero forte. Quell'ospitalità, l'abbiamo detto in questi giorni, sempre offerta e mai dovuta. Ogni gesto, Pierpaolo, devo riconoscerlo, è sempre stato accompagnato, è sempre stato studiato, e penso che davvero la soddisfazione degli amici che arrivano da Alba, che arrivano da Riese Pio X, e ovviamente anche Francesco Ferrari, che testimonia quello che è la comunità, il piacere della comunità da cui lui proviene, si è fatto valere. Quindi tutti felici, l'abbiamo sentito dalle loro voci. Il primo cittadino di Riese Pio X non è voluto mancare a questa manifestazione, il Borgo Moretta, che è tornato per la seconda volta qui a Ollollai, e dico sempre quando parlo di loro un entusiasmo travolgente, perché loro sono così, persone semplici alla mano che amano divertirsi e che con voi hanno stretto davvero un bel rapporto. Sì, è vero, abbiamo un rapporto di amicizia veramente profondo col gruppo Borgo Moretta Alba, sono fantastici e travolgono tutti. Travolgono davvero tutti. Noi andiamo sempre avanti senza scalette, aspettiamo
che gli asinelli si posizionino sulla pista, nella pista, nel modo corretto. Pierpaolo è andato a verificare che la situazione proceda nel modo corretto. Tore invece possiamo nominarli ancora una volta in ordine di disposizione alla canape. Primo, posizione favorita, quindi su Montriccu con Caronte, Alessandro Daga. Secondo, Sistradone con Michele Cottu e l'asino Pomello. Sappadule con Sovrano Moreno e Antonio Bussu. Poi Acciaio, Ferruzzones, Valentino Bussu. E infine Achille con Lara Lai e Michele Columbu. Grande l'attesa, ci sono tutti, giusto? I fantini in pista. Tore Budroni ha annotato nella sua scheda i colori. Vediamo inquadrato Alessandro Daga, anche una GoPro sulla testa per immortalare la partenza e tutto il percorso qua nella piazza Marconi. È grande l'attesa per Su Palude Sosvi in Ados. Noi lo vivremo in diretta, siamo sempre in diretta su Sardegna Live e sull'unionesarda.it. Documentiamo anche questo momento. 250 euro più Su Palu, il simbolo di vittoria, porterà a casa il vincitore, il Rione, che per primo taglierà il traguardo, nel mentre il mossiere stende e tira il canape. Quindi dovrebbe essere tutto pronto per l'attesa finale dei Su Palude Sosvi in Ados. Ultime fasi di riscaldamento, di preparazione per gli asinelli che secondo l'ordine stabilito si disporranno e si dispongono presto al canape. È la 14ª edizione dei Su Palude Sosvi in Ados. Eccoli inquadrati i fantini in sella ai loro asinelli. Quella di oggi è stata una giornata davvero speciale, poi approfondiremo quello che è un passaggio molto importante. È stata decretata l'ufficialità per quanto riguarda la nascita dell'associazione Sainu, ancora una volta un'associazione che vuole valorizzare l'asinello, animale usato nel lavoro di tutti i giorni, nella storia, utilizzato ancora oggi qui a Ollollai. Con le telecamere di Sardegna Live abbiamo tra l'altro documentato come si allenano gli asinelli, come si allevano gli asinelli nel centro e nel cuore della Sardegna. Giovanni Bussu ci ha portato nella sua tenuta e lì ci ha mostrato la forza di un lavoro che va avanti con determinazione, ma soprattutto con tanto entusiasmo e con tanta passione. Questo è l'aspetto più bello, l'aspetto più importante. Tutti rivolti verso la pista. È calato anche un pochino il silenzio qua in piazza Marconi. Il dettaglio del canape, punto di partenza, ma anche punto di arrivo. Il gran finale che viene decretato al fantino, che in sella al suo asinello per primo taglierà il traguardo, raggiungerà nuovamente il canape dopo quanti giri, Tore? 4 giri completi e 5 passaggi davanti all'arrivo, per cui ricordiamolo anche ai fantini in pista,
5 passaggi come nella finale precedente, quindi 4 giri completi più il pezzo che separa dalla partenza all'arrivo. Dettaglio della corsa, partenza, arrivo, l'Aralai in questo caso inquadrato. Tore, io faccio una cosa, ti ringrazio già, è stato ancora una volta un grande piacere accompagnarti in questo percorso, la tua voce dà ritmo e soprattutto scandisce il passaggio, i vari percorsi degli asinelli che in sella ai loro fantini ovviamente corrono qua in piazza Marconi. Tore Budroni scrive sempre la Proloco, speaker ufficiale del Palio degli Asinelli, protagonista ovviamente delle corse di cavalli a Chilivani, ma non solo, perché quando ci si vuole affidare alla qualità ovviamente il nome è subito associato a quello di Tore Budroni. Aspetterà a te ovviamente il piacere di accompagnare, dettare i momenti di questa attesa finale su Palude Sosvinados. I fantini forse ci sono, giusto? Si stanno avvicinando al canape, stanno prendendo posto, quindi Tore, io ti lascio ancora una volta il microfono per questa attesa finale qui a Ollollai. Grazie Roberto, ti ringrazio per le belle parole. Adesso ci prepariamo a vivere l'avvenimento conclusivo di questa splendida giornata, la 14ª edizione del Subaru de Sovviginados, tanto chiamati all'allineamento. Ricordiamo Montricu, che avrà il posto all'interno, Montricu con Caronte e Alessandro Daga, la giubba gialla con le maniche grigie per Montricu, che si avvicina alla zona partenza. Montrico e Sistradone diligentemente al canape, come non detto, con Montrico che non prende posizione. Operazioni che vanno per le lunghe all'allineamento. Sempre dirigente Pomello per Sistradone, che lascia lo spazio interno a Montricu, che invece non ne vuol sentire di allinearsi.
invitiamo i responsabili alla partenza ad avvicinare alla zona di partenza Montricu e Caronte. Partenza richiamata, ripetiamo, partenza richiamata. Quindi primo tentativo di partenza andato a vuoto. Si procederà ora con un nuovo tentativo di allineamento. Si riprova ad allineare i 5. Con Caronte che continua a tenersi ben distante. Ben posizionati gli altri, Laralai, Ferruzzone, anche gli asini iniziano a mostrare qualche segno di nervosismo. Partiti, scatta il comando la giubba nera di Stradone con l'attacco esterno da parte di Laralai. Stradone all'interno la progressione di Montricu, Montricu che tende a passare e lo fa di prepotenza, si porta al comando quando stanno per affrontare il secondo passaggio, dall'interno infilato da Ferruzzone, i due in lotta con Montricu che mantiene per ora il comando delle operazioni nei confronti di Ferruzzone. Laralai in terza posizione, in quarta Stradone, gli asini che si preparano al terzo passaggio con Montricu e Caronte a mantenere il comando delle operazioni, ma è Ferruzzone che mette pressione, passa all'interno, terzo passaggio effettuato al comando da Ferruzzone che si è portato a condurre nei confronti di Montricu, mentre prova il disturbo Sabadule quando gli asini affrontano la piegata che immette per il quarto passaggio. Allunga facile il battistrada Ferruzzone con Acciaio, inizia il giro conclusivo per Ferruzzone al comando nei confronti della giubba gialla di Montricu che mantiene la seconda posizione. Allunga ancora il battistrada Acciaio con Valentino Bussu, Ferruzzone che non si prende più, Ferruzzone che si appresta all'ultima curva mentre viene bloccato e passa Stradone mentre i due lottano tra di loro. Stradone che la porta a casa
e viene a vincere questa 14ª edizione dopo che si era creato scompiglio. Io sono della giuria, ma cosa vuoi da me? Ma sono giuria io, cosa vuoi da me? Allora facciamo così, c'è una giuria sicuramente, anche perché non spetta a Tore annullare nessuna gara, perché Tore è presente, è uno speaker, e una giuria stabilisce se tutto è corretto o meno. Funziona così. Quindi Pierpaolo, raggiungimi qua sul palco per dirmi che cosa ha deciso la giuria, cosa ha deciso, perché non è colpa assolutamente di Tore, che descrive e racconta quello che succede in pista. Poi c'è chi dal punto di vista tecnico analizza la gara e vede se lo svolgimento e la correttezza dei fantini è stata corretta o scorretta. Così funziona. Pierpaolo adesso ci raggiunge. Pierpaolo, vieni qua sul palco perché voglio capire che cosa avete deciso. È stata una finale attesa, una finale vissuta con tanta ansia. Fasi un pochino delicate, stiamo tranquilli, adesso arriva chi chiamiamo, chi è la giuria. I componenti della Proloco sono pregati di raggiungerci qua sul palco. Ecco il vice sindaco Michele Cadeddu, c'è la consultazione.
Per chi ci sta guardando in diretta, stiamo aspettando che la giuria, la Proloco, ci dica e prenda una decisione. Per gli amici che ci guardano in diretta, fasi un pochino delicate, noi ci lasciamo per 30 secondi di pubblicità, ma torniamo subito qui a Ollollai e scopriremo chi ha vinto su Paludes Osvinados.
Vorrei vicino a me anche il vice sindaco di Ollollai, Michele Cadeddu, Prolocco, Pierpaolo, il confronto continua. Una situazione non facile. In piazza Marconi si è disputato, lo dico per le persone che ci stanno seguendo da casa, su palude Sosvinados, 5 rioni dell'Ollai in competizione. E adesso ci dovrebbero comunicare la decisione che è stata presa dopo il confronto.
Tore, vieni vicino a me. Michele Cadeddu, vieni anche tu. Vice sindaco, presidente della Proloco. Tore, c'è una giuria che si è riunita, si è analizzata in qualche modo la situazione. Ce lo spieghi tu, che sei lo speaker ufficiale, solo perché in modo semplice ci puoi far capire così come è stata esaminata la situazione, appunto. Però Michele, a te la parola. Allora, volevo fare una premessa. Una situazione di questo tipo non ce la immaginavamo, non da condividere, questa è proprio da sanzionare. Una situazione veramente che ci mette a disagio noi, ma credo tutto il Paese. È stata una bravata veramente stupida, ingenua, di un ragazzino, cosa che non è più, è grande questo ragazzo. Si è presa una decisione perché ci sono delle regole. Allora, senza regole non si va da nessuna parte, le regole si fanno per essere rispettate. Siamo dispiaciuti, ma le regole vanno seguite. Allora, avendo stabilito che è tecnicamente impossibile, nonostante Ferruzzone fosse avanti di 50 metri, potergli dare la vittoria in quanto non ha poi superato la linea del traguardo. Al traguardo ha vinto Sistradone e quindi si stanno pensando di squalificare dai 5 anni o addirittura a vita l'autore del gesto poco corretto e si procederà successivamente con la visione dei filmati per vedere se ci sono delle altre responsabilità da parte di qualche altro fantino, per cui la vittoria per l'edizione 14 va a Sistradone. E quindi Sistradone si aggiudica la vittoria del Su Palio de Sos Vinados, targata 2017. Sono fondamentali le parole del vice sindaco Michele Cadeddu, che ha sottolineato quella che è una situazione anomala che non avremmo mai voluto vedere. Squalifica per un fantino. Si procederà poi ad analizzare le immagini in modo tale da capire cosa è successo. C'è una diretta, c'è una registrazione, ovviamente tutto è alla luce del sole e quindi in tal senso, Michele, si procederà. Detto questo, torniamo indietro, Michele, perché avevo davvero piacere di averti sul palco. Abbiamo parlato di una manifestazione che porta alto il nome di Ollollai, lo fa sì aprendo a quella che è la gara, l'agonismo, ma tanta musica, tanto spettacolo e soprattutto la cultura e le tradizioni di un paese. Un'associazione turistica Proloco attiva, un comune che ovviamente porta avanti quelle che sono le decisioni di sponsorizzazione per un evento, il grande evento dell'estate in Sardegna. Vero, verissimo. Allora, questa è la 16ª edizione, anomala l'abbiamo detto, non lo sottolineiamo più. Quest'anno abbiamo avuto per la prima volta nel palio, tra virgolette, grande, un vincitore che non è isolano ma è toscano, Ferrari, un grande allevatore, un grande fantino che da anni ci provava e quest'anno ci è riuscito anche con un pizzico di fortuna, ma la fortuna fa parte del gioco. Ringrazio sempre tutti coloro che aiutano la Proloco, non mi metto a fare nomi altrimenti dimentico sicuramente qualcuno. Ringrazio tutti i fantini, gli allevatori che ci permettono di vivere questa festa e un grazie in particolare a tutto il pubblico che ci fa da cornice, ci fa da quadro, grazie veramente, grazie a tutti. Pierpaolo, noi possiamo procedere alla premiazione. Francesco Ferrari è il primo classificato del palio degli asinelli di Ollollai, così come diceva Pierpaolo, arriva da Quercetta, un fantino ospite di questa manifestazione. Francesco, raggiungici qua sul palco perché la Proloco di Ollollai deve consegnarti il premio. Sono 4, Michele, tra l'altro, i riconoscimenti che vanno assegnati ai fantini. Adesso il nostro Tore Budroni ci elencherà
i nomi. Il primo è Francesco Ferrari, così come abbiamo detto, che arriva da Quercetta. Il presidente della Chilivani Ambiente, Bastiano Bussu, se ci raggiunge sul palco, abbiamo piacere di averlo con noi in questo momento. E poi Tore, abbiamo il secondo classificato, Subore Moreno, Antonello Cossu. E poi eccolo il vincitore, vieni qua Francesco, vieni, perché non bisogna spezzare l'entusiasmo. Francesco Ferrari trionfa al Palio degli Asinelli di Ollollai. Abbiamo avuto modo di intervistarti, Francesco, in queste ore, in queste giornate, e hai sottolineato la tua felicità nell'essere in questa comunità. In questi giorni non solo ti hanno accolto nel migliore dei modi, ma hai portato ovviamente il tuo asinello a vincere questa gara. Com'è andata? Bene, è stata una bellissima corsa, impegnativa devo dire, impegnativa, però ognuno ha fatto il suo. Si vede che oggi l'asino migliore l'avevo io, per l'amor di Dio, e ci siamo impegnati entrambi, devo dire. Bello, veramente bello, sono veramente felice e ho visto tanta gente e contentissimo per questo palio. Complimenti a tutti l'organizzazione, veramente. Grazie Francesco per queste belle parole. Prima della premiazione, Pierpaolo, cosa vuoi dire? Arriva da Quercetta il vincitore di questo palio, quindi un palio che allarga davvero i confini. Siamo onorati che la prima volta il Palio dell'Ollai è stato vinto dalla penisola, dall'Italia, quindi è ancora un onore che l'Ollai è diventato campione anche al di fuori della Sardegna. Grazie. Sebastiano Busto di Chilivani Ambiente premia Francesco Ferrari. Ecco l'asinello marchiato Sardegna che viene consegnato, foto di rito, foto di prima pagina. La cronaca racconterà questo tuo successo, caro Francesco. Grazie mille, grazie davvero. Rimani con noi sul palcoscenico, Sebastiano, rimani anche tu qua con noi. Ovviamente il grazie dell'amministrazione, della Proloco, perché per andare avanti in queste manifestazioni bisogna avere anche partner che ci credono e che ovviamente valorizzano la nostra isola. Certo, diciamo che noi è già il secondo anno che siamo partner del Palio di Ollollai. Io sono doppiamente orgoglioso perché sono di Ollollai, quindi prima come ollollaese e poi come Chilivani Ambiente, e poi sono manifestazioni che rientrano nei valori che Ollollai coltiva con l'amministrazione comunale, col sindaco, valori che riscoprono e coltivano l'identità di noi sardi, ecco. Percorsi fondamentali, percorsi importanti da portare avanti. Antonello Cossu è il secondo classificato con Bore Moreno, ha tagliato per secondo appunto il traguardo. Complimenti, Sebastiano ti consegna quest'asinello. Complimenti ad Antonello Cossu. Andiamo avanti, il suo asinello è Serafino. Terzo classificato Thomas Bresciani. Thomas, se ci raggiungi qua sul palco abbiamo il piacere di consegnarti il premio. Terzo classificato, noi procediamo, Giuseppe Chessa su Marlon Brando è il quarto classificato, eccolo che ci raggiunge in attesa di Thomas Bresciani. Ben trovato Giuseppe. Complimenti per questa vittoria. Prima di premiarlo, Sebastiano, ho visto che mi ha guardato desideroso di dire qualcosa, quindi dacci tu almeno un grazie alla comunità di Ollollai, alla Proloco, all'amministrazione. Grazie a tutti. Due parole dette col cuore. Sebastiano, possiamo premiarlo? Giuseppe Chessa, complimenti davvero. Ci ha raggiunto anche Thomas Bresciani. Thomas, vieni qui. Di dove sei, Thomas? Di Querceta. Querceta anche tu, sulle orme di Francesco Ferrari. Com'è stato questo palio di Ollollai? Beh, ci siamo divertiti, dai, siamo contenti. L'asino è andato abbastanza bene. È già 3 anni che ci provo, prima o poi arriverà la vittoria magari. È una speranza
E il nostro augurio ovviamente per te. Sebastiano, possiamo premiare anche Thomas. Complimenti per e soprattutto tanti auguri per il tuo futuro. Foto di rito, Claudia, abbiamo scattato, abbiamo portato in archivio un altro momento di questa grande festa. Pierpaolo, ora facciamo foto di rito tutti insieme. Allora Francesco, mettiti al centro, ci prendiamo un po' di tempo, siamo solo in diretta, però possiamo concederci il lusso di una fotografia. Ok, ci siamo, grazie davvero a tutti i ragazzi, grazie Francesco, grazie Sebastiano. Pierpaolo, sempre in compagnia, adesso dobbiamo assegnare Supalu, simbolo di vittoria per il rione che ha trionfato in occasione dei Supalu de Sosvi in Ados. Pierpaolo, portalo qua al centro del palcoscenico, anche perché con questa immagine e con un ballo sardo in chiusura ci congediamo. Ecco Supalu, invito il Fantino a raggiungerci sul palco. Pierpaolo, Sistradone, il rappresentante, può salire sul palcoscenico. Sono i bambini che ci raggiungono sul palco. Michele Cottu, ben trovato anche a te, scortato e accompagnato dai giovani di questo rione. A te il presidente della Proloco consegna Supalu. La foto di rito anche in questo caso accompagna il momento e la consegna. La foto è stata fatta, grazie a Sistradone. Pierpaolo, come procediamo? Ci sono altre consegne da fare? Quella è la tua? Primo classificato, la targa per il Fantino che ha corso per Sistradone. Supalu viene consegnato, il carro a buoi procede a fare il giro della pista per portare i vincitori e Supalu nel rione di Sistradone. Pierpaolo, prima di lasciarci con un altro ballo, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio dare degli omaggi a tutti voi. Iniziamo da Torre Budroni. Torre Budroni, questo omaggio pensato dalla Proloco di Ololai è per te. Una bottiglia di vino, Mamuttone, Mamogliada, Sedilesu, le eccellenze di una Sardegna che in questo caso si gusta. Poi Pierpaolo, i di Liriana ritirano questo pensiero. Silvano, vieni qua vicino a me. Silvano Fadda, una bottiglia tutta da gustare in questo caso, caro Silvano, ce la beviamo insieme quella. E poi Pierpaolo, a caro amico Roberto Tangiano, questa ce la beviamo invece insieme. E un'altra va a tutta la grande squadra, alla grande famiglia anzi di Sardegna Lai, che ci aiuta tantissimo a portare grande questo evento. Grazie. Grazie davvero alla Proloco di Ololai, al comune di Ololai, agli sponsor, a tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita di questa manifestazione. L'abbiamo detto più volte, ci piace accendere i riflettori su una Sardegna che si può raccontare per quello che è un bel percorso, una Sardegna che dà valore alle sue tradizioni e alla sua cultura. Carlo Crisponi, vieni un attimo vicino a me perché voglio ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno lavorato. Pierpaolo,
tanto, hanno lavorato con impegno e ci hanno messo soprattutto il cuore. Un grazie a Tore Mattane, al suo servi, lo staff che ci ha dato luci e suoni, la regia di Davide Corona, tutti gli operatori che vorrei salutare uno per uno, però davvero il nostro grazie lo diamo a tutti così. Poi la squadra di Sardegna Live nel campo da diversi giorni, anzi da diversi mesi, perché abbiamo costruito quello che è stato un percorso che ha trionfato in questa occasione, quindi un grande merito quello della Proloco che ha affidato in parte un percorso anche a Sardegna Live, quindi grazie a Cristina Tangianu, a Carlo Crisponi, a Pietro Lavena, a Claudia Giuseppetti, a Samuele Frongia, ad Alessandro Pintus. Mi dimentico qualcuno? Spero di no, perché altrimenti poi mi linciano e questo assolutamente non deve essere. Grazie a Tore Budroni, Pietro Lavena, ti ho salutato, assolutamente sì. Grazie di Liriana che sempre con passione intrecciano i suoni, grazie Giovanni De Melas, grazie Silvano Fadda. Pierpaolo, noi ci lasciamo così, ancora un ballo qui in piazza che trasmetteremo in diretta e poi questa lunga maratona si concluderà con una annuncio, perché chi ama la Sardegna viaggia con noi, chi ama la Sardegna viaggia con il Palio degli Asinelli. Grazie a tutti per averci seguito.
stanotte stasi vaghetie, canten da pramadora, canten da pramadorada, canten da pramadorada, canten da pramadora. Notte stasi vaghetie, canten da pramadorada, canten da pramadora. Tu en solito corcada, e te lo che ne, e ponide, ma s'amore, 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 s'amore. Baiano, 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 si non querite, baiano, si non querite, si in pena al naufragare, in pena al naufragare, in pena al naufragare, ma baiano, si non querite, in pena